Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera a tutti, bentornati in diretta, puntata di 131 Market di mercoledì 19 giugno, ore 19.09. Siamo un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma come vedete ci troviamo negli studi di Radio Claritana, prima diretta di questa nuova gestione, chiamiamola così, di questa nuova partnership tra 131 Radio Claritana, UTG e non soltanto. Tanti temi al fuoco, ma non sarò da solo in questa diretta, ci raggiungerà a breve anche Matteo Cardia, ma con me c'è come sempre Roberto Pina. Ciao Roby. Ciao Fra, ben ritrovati a tutti, un abbraccione agli amici anche di Radio Claritana. È bello iniziare anche questa nuova partnership. C'è solo un problema di questa nuova configurazione, che le telecamere, essendo di qualità superiore rispetto a quelle che abbiamo a casa, uno fanno vedere sembriamo molto brutti e due si vede di più lo scucco. Su questo lavoreremo. Cosa vi devo dire? Chi non ha di questi problemi, Robby? È Matteo Zizzola, ma infatti ti manderemo in Turchia, secondo me in estate ci andiamo insieme, esatto. Non solo per dimagrire ma anche per rifarci i capelli. Ci sta. Chiederemo abbonato se rimane un po' di budget a fine mercato. Organizzeremo anche da quel punto di vista. No, però dicevo, sai chi non ha problemi né a livello tricottico né a livello di pancia? Davide Nicola, caro Matteo Cardia. Davide Nicola, perché siamo qui insomma a parlare di accelerata importante, sì, in queste ore sul fronte Cagliari-Empoli, per portare Davide Nicola a Cagliari. Cerchiamo di fare un recap, Roby, su questa sì, situazione. Giornata calda, caldissima, non solo perché stiamo bollendo in Sardegna con 40 gradi e un cielo che sembra di stare nel Sahara, ma perché c'è stato un incontro a Milano negli uffici Fluorsid, dove di fatto il Cagliari ha sempre chiuso gli affari più importanti negli ultimi anni. C'è stato un incontro tra Nereo Bonato e Gemmi, il nuovo direttore sportivo dell'Empoli, neanche da una settimana, nuovo DS dei Toscani, un incontro nuovo per riuscire ad arrivare a una quadra, un incontro che ha avvicinato le parti, che non ha ancora portato alla famosa fumata bianca, che però lascia grande fiducia nel riuscire a risolvere nel giro di qualche ora, al massimo qualche giorno, quella che è la situazione Davide Nicola, per dare poi l'ufficialità al Cagliari al sostituto di Claudio Ranieri. Ricordiamo, l'Empoli ha già individuato in Roberto D'Aversa il sostituto di Davide Nicola. Questo accelera in qualche modo anche a livello di pressioni per la squadra toscana il lavoro da farsi nei confronti della liberazione, chiamiamola così, di Davide Nicola verso Cagliari. Manca ancora trovare un accordo prettamente economico, quindi l'indennizzo famoso per liberare Nicola e mandarlo verso Cagliari da parte dell'Empoli. Dovrebbe essere, per quanto riguarda l'incontro, questa è notizia davvero degli ultimissimi minuti, un discorso solo ed esclusivamente economico in questa fase tra le due parti. Poi Cagliari e Empoli si riaggiorneranno per diverse situazioni di mercato aperte, da Luperto a Marin, a Ismaili, sono tutti giocatori che possono rientrare in futuro in un'ipotetica trattativa tra Cagliari e Empoli, e poi in qualche modo può nascere già da questi incontri un qualcosa per il mercato. Però
per, diciamo, arrivare all'ufficialità di Nicola è una questione solo di soldi, in qualche modo indennizzo economico che il Cagliari darà all'Empoli per liberarlo, e che lo stesso Nicola si toglierà dal bonus promozione. Questo è salvezza, scusate, questo è un punto importante, perché deve limare parecchio Davide Nicola, visto che ha scelto di lasciare la squadra toscana quello che era il bonus salvezza, anche perché abbiamo anche riportato le parole di ieri del presidente dei toscani corsi, non esattamente un Empoli che l'ha presa bene la scelta di Nicola, che prima aveva dato una sorta di parola per proseguire con la maglia, con la panchina azzurra per questa stagione, e poi, come è arrivata l'offerta del Cagliari, ci ha un po' ripensato. Sì, tra l'altro, insomma, il discorso anche della reazione in qualche modo dell'Empoli va capito, Roby, perché effettivamente parliamo di una società che aveva lecitamente pensato di ripartire dal tecnico torinese, insomma piemontese, nella prossima stagione. Si è ritrovata in questa situazione a dover inseguire in qualche modo, a trovare un'alternativa. L'alternativa, come abbiamo detto, è Roberto D'Aversa, ma non sono stati giorni semplici, perché sembrava che davvero questo Empoli non lo volesse accettare nessuno. Tra l'altro, se William Viali, allenatore ex del Cosenza, ha preferito andare alla Reggiana invece che all'Empoli, insomma anche questo un po' ha reso ulteriormente complicate in queste ore, però insomma vedremo un po', perché adesso chiaramente... Sai, poi l'Empoli, al di là di Nicola, ha vissuto una piccola rivoluzione, perché quando cambia anche il direttore sportivo, cambiano piani e progetti che puoi fare con una società. Tra l'altro, secondo me, il cambio di direttore sportivo ha anche agevolato il fatto che Nicola poi alla fine abbia scelto Cagliari, perché comunque sia, Nicola era stato scelto dal precedente direttore sportivo dei toscani, e magari Gemmi invece dall'inizio altri piani, avrebbe avuto dall'inizio altri piani per quel che riguarda la panchina. E quindi anche questa situazione secondo me ha allungato i tempi in generale, detto che il Cagliari per adesso non è che abbia neanche palesato tutta questa fretta. Io credo che il Cagliari, una volta individuato Nicola, visti anche i no presi da Baroni e da Vanoli, abbia detto lavoriamo su questo profilo e chiudiamo lui, senza stare lì poi a dover tirare un po' troppo la corda con tanti nomi senza trovare una quadra. C'era il commento prima di Fabrizio che dice quindi in sostanza Nicola cambia squadra solo perché il Cagliari gli offre di più. Io credo che non sia un discorso soltanto da quel punto di vista, no? Cioè perché il Cagliari offre più rispetto all'Empoli. Parliamo di garanzie tecniche, cioè da quello che sappiamo l'Empoli sarà una squadra profondamente rivoluzionata rispetto al campionato che è appena finito. Abbiamo visto, Roby, un po', l'abbiamo scritto anche nei giorni scorsi, negli approfondimenti appunto su questa questione, l'Empoli non ha riscattato nessuno dei giocatori che aveva su cui aveva un'opzione di riscatto, alcuni perché effettivamente irraggiungibili, penso a Cancellieri o penso a Malè, effettivamente cifre abbastanza importanti, però già il fatto che non abbia riscattato Marin, già questo secondo me un po' fa pensare, anche perché da quello che appunto tu hai indagato in questi giorni, Marin, a prescindere da tutto, non sarebbe rimasto a Empoli. Però almeno sai, riscattarlo e rivendertelo ti dà una possibilità diversa, no? Anche poi magari per avere qualche soldo in più in entrata. Invece, se tu hai rinunciato completamente a tutte queste ipotesi e Marin non fa neanche parte di questo accordo per spostare Nicola, insomma, un po' fa capire, no? La situazione. Sì, anche perché tra l'altro neanche il Cagliari ha riscattato nessuno, sono piani abbastanza simili da quel punto di vista dei giocatori che aveva in prestito, però l'Empoli ha una riduzione degli ingaggi importante, ce lo raccontava anche, no, i colleghi da Empoli in settimana, e Marin ha un contratto al momento al Cagliari sopra il milione, vicino al milione, fuori budget per quel che riguarda il discorso di monte ingaggi in casa azzurra, e quindi di fatto anche la scelta è stata quella. Poi non che il giocatore non piacesse, non che il giocatore non si sia trovato bene, però Marin ha fatto un ragionamento: io vado all'Europeo, me la gioco, se il Cagliari mi vorrà vendere magari sarà più facile essere venduto da un Cagliari dove sono in uscita,
piuttosto che firmare subito magari con l'Empoli e poi da lì magari rimanere, chiudermi delle porte per tornare all'estero. E l'Empoli ha fatto un ragionamento molto col bilancino, ragionando il fatto che un contratto a Marin in questo momento non poteva farlo, quindi questo è un po' il discorso sul centrocampista rumeno, che comunque bene ha fatto perché ha anche segnato nella prima gara con la sua Romania a Euro 2024, e tra l'altro è un giocatore che Nicola conosce bene, potrebbe interessare secondo me anche a Nicola tenerlo almeno per il ritiro e poi valutare in casa Cagliari. C'è il commento di Massimo, vediamo un po', eccolo qua. Massimo Cocco dice: ma Bonato non ha detto che non c'era necessità di vendere, da quello che scrivete non sembra. Dossena Docet. Chiudiamo il... Qui vorrei fare voglio fare, prima di poi parlare di Dossena e Makumbu, un punto, perché leggendovi negli ultimi giorni, leggendo soprattutto i commenti, no? Noi siamo una comunità, adesso diventeremo ancora più grandi grazie a questa partnership con Radio Calaritana, però ci piace definirci sempre una famiglia dove di base, a meno che davvero non si arriva a un insulto irrecuperabile, cerchiamo anche di riportare verso toni civili un po' tutti e accettiamo le critiche. Ho letto diversi commenti tra ieri e oggi della serie Cedo 31, il sito che dà solo cessioni, si parla solo di cessioni, società, lo sbando. In realtà, innanzitutto, il Cagliari non ha venduto ancora nessuno, ok? Già questo è un qualcosa di importante, perché serve equilibrio. Noi vi raccontiamo quelle che sono delle trattative, no? E poi quando saranno le ufficialità vi racconteremo anche delle cessioni. Poi il fatto che il Cagliari abbia dei giocatori che hanno delle valutazioni e che vengono richiesti da altre società nel mercato estivo, e il Cagliari poi valuterà quanto chiedere, se venderlo, detto che con l'offerta giusta non c'è nessuno incedibile ormai e lo sappiamo, però è già un vantaggio. Cioè, io mi ricordo di calciomercati in cui parlavamo di Cagliari che provava a comprare 2 o 3 giocatori ma non ci riusciva perché non faceva le cessioni. Io che nel 2024 siamo arrivati dopo una salvezza sofferta a iniziare dall'interesse di altre squadre per i giocatori del Cagliari, lo ritengo una cosa molto positiva. Cioè, non capisco perché i tifosi si debbano strappare i capelli se arrivano delle offerte per Makumbu o Dossena o per altri giocatori del Cagliari. Vuol dire che il Cagliari sta prendendo quella direzione giusta per essere una squadra di progetto dove compri dei giocatori, li rivendi e li rifinanzi quello che è entrato per comprarne di altri migliori o comprarne di più di qualità per allargare la qualità della rosa e fare una rosa di maggiore qualità. Vendere non vuol dire svendere, non vuol dire mettere in fallimento la società, come ho letto oggi in diversi commenti. Al tempo stesso, se vi stiamo raccontando ora le cessioni è perché questo c'è di caldo. Quando arriveranno di caldo anche le entrate, vi racconteremo anche quello, come sempre abbiamo fatto. Poi ci sono giornate dove ci sono 4 pezzi di mercato magari più basati sulle cessioni e giornate dove ci sono 0 pezzi di mercato e vi sembra che stiamo parlando meno. Però giusto, questo ci tenevo a fare un punto prima di entrare nello specifico sia su Dossena che su Makumbu. Sì, poi noi non facciamo il mercato, quindi non decidiamo giocare. Anche perché non ci entra un euro, cioè, mi entrassero commissioni, io spingerei per la vendita di tutti. Esatto. Siccome non c'è questa situazione, no, più che altro poi secondo me anche sul discorso cedere e poi riacquistare, o meglio, non cedere poi riacquistare, perché poi in tanti secondo me hanno paura che ci sia una situazione simile a quella che ha avuto il Verona lo scorso gennaio, no? Che ha venduto tutti i migliori perché doveva in qualche modo risanare una situazione economica non esattamente florida. Però qua stiamo parlando di un'altra cosa, cioè qua stiamo parlando del discorso simile a quanto è successo anni fa per Barella, cioè tu vendi un giocatore per un discorso di plusvalenza pura, e adesso entreremo un po' nel dettaglio sia su Dossena che su Makumbu, Roby, perché questa plusvalenza poi ti serve per comprare meglio e soprattutto anche per migliorare la questione di bilancio, che non vuol dire andare a tappare un buco, ma semplicemente migliorare una situazione. Cioè, io penso che anche se tu dovessi vendere la tua macchina, Robby, in questo momento una macchina pagata 1.000 euro, la vendi a 1.500, non è che tu quei 500 euro li devi necessariamente mettere per pagarti un debito, no, semplicemente li stai mettendo in una sorta di fondo pensione, di fondo risparmio, in qualche modo per avere le casse più floride. Quindi occhio, cioè se poi il discorso è anche questo, entriamo secondo me, Roby, sul discorso proprio di Dossena, cioè un giocatore che il Cagliari ha pagato 160.000 euro nell'estate 2022, cioè 65.000 euro di cash, diciamo, di valore del giocatore, più 95.000 di bonus vari.
arriva un'offerta pari a 8 milioni, vuol dire farci il 5.000%, cioè è una plusvalenza talmente facile da fare che probabilmente non farla sarebbe grave, sarebbe un errore, secondo me poi. Visto che i No, soldi ma è non sono giustissimo, nostri. è giustissimo. Il Cagliari deve fare questo tipo di mercato. Lo faceva prima, poi la gente si è un po' disabituata a questo tipo di mercato in casa Cagliari, sotto la gestione Giulini, che per anni è stata una gestione di compro e poi non so come vendere. Mi ritrovo una rosa di 30 giocatori con 10 scontenti anche di essere in rosa. E ce ne sono ancora di superstiti di Certo. questa filosofia. Pensiamo uno su tutti a Gaston Pereiro, ovviamente. Però in generale è normale. Tu hai comprato un giocatore che 3 campionati fa, giocava in Serie C con l'Avellino, l'hai pagato a una cifra davvero che per il calcio di Serie A è irrisoria, cioè come regalare una sacca di Posso palloni. fermarti un secondo? Quel famoso Sì. doppio affare Millico-Dossena costò al Cagliari, allora fate il conto, 65.000 euro Dossena e 18.000 euro Millico. Cioè il Esatto. doppio affare neanche 100.000 euro, molto meno di 100.000 euro. Quindi pensate quanto sarà poi il margine, il ricarico, ecco, su questa cessione. Scusa, però È giusto chiaro che Dossena al primo anno in A, dopo aver fatto bene in B, ma per 6 mesi, ok, perché solo quando è arrivato Ranieri, anche se va detto merito a Pisacane per averlo schierato per primo da titolare, però con Ranieri ha fatto molto bene. Questo era il primo anno di Dossena in A, ha fatto molto molto bene, ha segnato, ha fatto assist, ha dimostrato di essere un giocatore tra alti e bassi, perché non è che Dossena abbia fatto un campionato dove era un muro in casa Cagliari, ma è anche vero che la difesa del Cagliari ha sofferto tanto. Però un campionato in crescendo, ha dimostrato equilibrio una volta che è stato affiancato da un giocatore esperto come Mina, ed è normale che ora piaccia. Noi l'abbiamo provato a raccontare anche nelle giornate scorse, non solo in quella di oggi, non è solo il Como, ok, che è interessato al giocatore. Il Cagliari ha ricevuto un sondaggio in prima persona all'ultima giornata di campionato dalla Fiorentina, interessata ovviamente in quel momento anche ad altre cose, come una finale di conference poi persa, però già aveva fatto un sondaggio. C'è stato un sondaggio e piace molto al Bologna, che non l'ha messo come prima scelta, ok? Dossena non è la prima scelta del Bologna, però è uno di quei candidati. Se non dovessero chiudersi magari delle porte, virerebbe su Dossena, se il Como non chiuderà prima. E piace anche al Napoli, perché comunque Conte lo ha osservato, ce l'ha raccontato l'entourage del giocatore. Conte lo ha guardato in stagione, che è uno che di giocatori azzurri, essendo stato anche CT della nazionale, li osserva sempre a prescindere dalla maglia, e non gli dispiace averlo magari come prima alternativa in panchina per una stagione lunga come sarà quella del Napoli. E tu Cagliari, innanzitutto devi scontrarti con la volontà di un giocatore che sta bruciando talmente tanto le tappe che se arriva una proposta di andare a giocare in competizioni europee difficilmente puoi dirgli no, devi rimanere qua, perché comunque si arriverà a una proposta di ingaggio che sarà molto più alta di quella che tu gli hai offerto, ma il Cagliari lì è sereno perché ha un contratto fino al 2027 con Dossena, con opzione di rinnovo in mano alla società di un altro anno, quindi in teoria fino al 2028, e proprio questa garanzia ti permette di alzare il prezzo. Anzi, io credo che il Cagliari sia contento se si genererà un'asta intorno a Dossena, perché se riuscirei a venderlo dai 7 ai 10 milioni, che sto anche esagerando, sono tanti, però in generale, se riuscirei a venderlo con queste cifre, avrei fatto una plusvalenza che ti permetterà, secondo me, di prendere magari 2, se non 3 giocatori. Non bidoni, non vuol dire che prendi giocatori da 2-3 milioni, ormai prendi giocatori importanti. Il mercato si fa anche con queste cifre quando non si ha liquidità. E magari ti permette di investire su un giovane, o reinvesti un'operazione nuova alla Prati, spendi quei 7 milioni per prendere uno dei migliori della B, ok? O un giovane che ha fatto bene in A, che è di una squadra retrocessa. Sono tutte strategie che sono importanti. Entro nel dettaglio, prima di darti la parola, su quello che è successo col Como. Nelle scorse ore, nella giornata di ieri, nello specifico, c'è stato un incontro tra la società comasca, sempre a Milano, e Tommaso Giulini in prima persona, dove il Como non ha fatto un'offerta, non ha detto ok, ecco gli 8 milioni per Dossena, però ha detto siamo molto interessati al giocatore, se voi aprite a una trattativa ci risentiremo per valutare quello che può essere l'arrivo di Dossena in riva al lago, e il Cagliari ha detto dipende ovviamente da quelle che saranno le cifre. Il giocatore non disprezza Como, anzi, perché sa che c'è un progetto importante. Tra l'altro in vacanza in questo momento dall'altra parte dell'oceano, in America, con Goldaniga, anche lui un ex Cagliari, ora al Como, che magari le starà anche un po' parlando di questo progetto ambizioso che ha il Como. Lo sappiamo, la proprietà sulla carta più ricca della Serie A, Como che può offrire un ingaggio superiore, inutile girarci intorno rispetto al Cagliari che ovviamente non andrà
a svenarsi a fare un rinnovo per Dossena in questo momento, avendo, come abbiamo detto, un contratto in mano fino al 2028, e aspetta. Il giocatore, quello che noi sappiamo è che apprezza Como, ma se domani bussasse il Bologna vorrebbe andare a Bologna tutta la vita, perché l'idea di 3 anni fa in C, dopo l'anno prossimo gioco in Champions League, stuzzica un po' tutti e va anche capito il giocatore. Sì, tra l'altro continuo a leggere commenti, appunto, solo noi svendiamo, dice Christian, 7 milioni, mentre Nicola dice 7 milioni sono tanti, ma tra una stagione con una possibile convocazione in nazionale, un rendimento simile a quello di questa stagione non rischiano di diventare pochi. Ragazzi, io torno sempre a fare il discorso dell'infortunio, gli esempi celliniani di Esposito, Langella, degli anni post Zola. E lo abbiamo visto anche col Cagliari, con Nandez e tanti altri, Cragno e quant'altro. Cioè, se tu chiedi 15, Dossena resterà sempre a Cagliari. Poi magari succede qualcosa che nessuno ci si augura, nessuno si augura, e tu hai un investimento svalutato, perché magari appunto infortunato, perché succedono queste cose. Cioè, ragazzi, pensate a Ferguson del Bologna in allenamento. Cioè, oramai di questi tempi non è questione di essere menagrami, ma semplicemente lo dice il calcio. Gli infortuni sono molto più probabili e possibili rispetto al passato, e quindi tu ti ritrovi. Ma poi Dossena ha fatto una stagione in Serie A, cioè non è che ne ha fatto 15, che è una certezza per il campionato, e soprattutto non sai anche a lungo andare se avrai la stessa risposta, se per esempio per Dinina e lui l'anno prossimo con Vietesca titolare insieme a lui o con un altro giocatore che arriverà riuscirà ad avere lo stesso rendimento. Ma soprattutto ancora non è una cifra bassa, perché comunque per il calciomercato di adesso ci sono cifre importanti, specie considerando che è italiano e non è straniero. Esatto. Se te li danno tutti subito sono veramente una cosa non da poco. E poi ribadisco, torno a dire, calcolate quanto è il ricarico, il margine tra quanto è stato il prezzo di acquisto e quanto è stato poi il prezzo di rivendita. Situazione simile, eventuale, anche se ovviamente non siamo nella stessa posizione, però insomma, per quanto riguarda Antoine Makumbu, cioè l'Atalanta che spinge per il giocatore congolese. Sì, esatto, Makumbu, che anche lui è il primo anno in Serie A, una stagione tra molti alti e bassi, va detto, è stato un po' l'imprescindibile di Claudio Ranieri, però ha avuto giornate storte, nel finale anche lui ha aiutato in alcuni casi, ma ha avuto anche giornate veramente da dimenticare. Pensiamo al gol preso dalla Juventus con lui che si abbassa in barriera, sulla punizione di Vlahovic, oppure appunto l'infortunio che ne ha minato, se vogliamo, no? Nelle ultime giornate decisive, anche le presenze. E per il resto però comunque Antoine Makumbu è un giocatore di qualità, lo ha dimostrato. È vero, fa troppi tocchi, ma è anche vero che nel Cagliari non aveva un centrocampo dinamico a supportarlo, no? Spesso ha dovuto cantare e portare la croce, cioè giocare magari con De Iola vicino, Sulemana vicino, senza avere quel supporto reale da giocatori di movimento, di grande intensità, di volume, che potessero permettergli di pensare alla prima costruzione e magari a fare densità in mezzo con più uomini ad aiutarlo a fare filtro. Quindi è un giocatore dal profilo internazionale, aveva già fatto le qualificazioni Champions tra l'altro con il Maribor prima di arrivare a Cagliari, quindi anche un pochino, anche se davvero pochino, di assaggio di Europa lo ha. Piace, da quello che sappiamo, molto all'Atalanta. L'Atalanta avrebbe idea di offrire circa 10 milioni al Cagliari. In questa valutazione è inserito anche Zortea, giocatore duttile di centrocampo della Dea, che potrebbe essere un po' il sostituto di Nathan Nandez, anche se è anche più duttile forse di Nathan, e vede anche meglio la porta rispetto a Nandez. Sì, però vede più la porta rispetto a Nandez, nonostante sia non c'è che ci voglia molto, anche tu ridi per quello, va bene. No, dico. Non ce ne voglia, ci mancherebbe. Lo dicono i numeri, cioè, per carità. Dicono questo, sì. Zortea, l'ultimo anno a Frosinone, 19 presenze, 2 reti, 4 assist, insomma, comunque Zortea è un giocatore che l'Atalanta valuterebbe di inserire dentro la trattativa. È un giocatore che piace anche a Nicola, che lo ha già avuto a Salerno, nella breve parentesi salvezza, l'ho avuto appunto a disposizione alla Salernitana.
Anche in questo caso sarebbe una plusvalenza di 5 volte la spesa, perché Makumbu Sì. è inserito a bilancio a 1.920.000 euro il suo acquisto dal Maribor, e quindi sono sacrifici, cioè se il Cagliari dovesse rinunciare contemporaneamente a Dossena e Makumbu, ovviamente sarebbero due sacrifici importanti dal punto di vista tecnico. Credo che su questo nessuno possa dire il contrario. Però è anche vero che, come ho detto prima, il Posso Cagliari ha dirti però saputo che allora rinunciare a Barella, Dossena, quindi. esatto, ma poi ti dico Dossena, ecco, secondo me se arriva un'offerta dai 7 milioni in su, un sostituto di qualità per la Serie A lo puoi trovare, ok? Con tutto che Dossena secondo me è un buon giocatore, ok? Makumbu, secondo me qui è anche una questione di progetto, cioè se tu vuoi far spazio a Prati, cambi il centrocampo, rischi che Makumbu non ti serva. Perché se tu giochi con un play e due magari al suo fianco a proteggerlo, Makumbu non è il giocatore adatto per proteggere Prati. Sono più adatti magari Sulemana e De Iola, Marin, Sulemana, un giocatore che arriverà nel mercato che non sappiamo. Paradossalmente Kurfalidis e De Iola sono più adatti a proteggere Prati se decidi di giocare con un modulo, o meglio, non con un modulo, con una squadra che voglia valorizzare il tuo 2003 forse più forte, no? Che hai in rosa. E a quel punto sono scelte. Uno dice, io ho fatto questo acquisto quando mi serviva in Serie B, l'ho piano piano valorizzato e ora è arrivato il momento di venderlo. È un giocatore che è stato fondamentale perché era il pretoriano insieme a Dossena di Ranieri. Se possibile Ranieri non se n'è mai privato di Antoine Mancubù, e quindi questo dà anche un po' il peso, no, del giocatore che è per il Cagliari. Però se cambi strategia, se decidi che Prati l'anno prossimo non è una buona alternativa di qualità da aspettare, ma è il tuo titolare, può starci che vendi Makumbu, ne compri un altro e poi hai già due mezzali di supporto. Speri che Sulemana cresca nel ruolo delle due fasi, hai De Iola che come supporto lo può fare, un po' il suo, no? Anzi, secondo me sta anche meglio. Mezzala di inserimento e di rottura, secondo me è il ruolo vero di De Iola, ancor più che filtro, perché poi ha fatto molto bene in questo compito con Claudio Ranieri, però De Iola sa inserirsi su calcio piazzato, sa far male, e quando c'è da far legna beccherà cartellini gialli a go-go, però comunque sa far legna, c'è poco da fare, quindi quello il suo lo sa fare. Se poi prendi una mezzala di qualità, detto che anche Marin che lo sta dimostrando di esserlo, una mezzala di qualità all'europeo, lanci Prati e vendi Makumbu più a cuor leggero. Però sono ragionamenti che bisogna fare, non bisogna considerare che il Cagliari sta vendendo tutti, no, sta facendo dei ragionamenti, poi magari a ottobre o a novembre siamo qui a dire abbiamo sbagliato noi a pensare che fosse una strategia positiva quella del Cagliari, ha sbagliato il Cagliari a pensare di fare questa strategia. Oppure invece a ottobre vediamo una squadra dove sono inseriti nuovi giocatori e molto bene. Sì, assolutamente sì. È quello che effettivamente è un po' il discorso generale, diciamo così. È chiaro che appunto sono due pilastri del Cagliari di Ranieri dell'ultimo anno e mezzo, di fatto, perché poi Dossena, ricordiamocelo, non giocava prima che arrivasse il tecnico romano. È anche vero che il Cagliari ha tanti difensori in rosa, tutti pensano ad Azidiakos e Vietesca e si dimenticano Adam Obert, che è l'unico giocatore del Cagliari che sta disputando in questo momento l'Europeo. È un giocatore su cui il Cagliari deve puntare, mi viene da dire, perché è il giocatore forse più futuribile della difesa, sia per età, sia per struttura fisica e anche per esperienza, perché è insieme appunto ad Azidiakos il giocatore che nell'ultimo periodo, tolto Mina, ha fatto più esperienza con la propria nazionale. Ed è un giocatore su cui, se vi ricordate, poi Ranieri puntò subito in Serie B, no? La coppia Obert-Dossena, per cercare di far riprendere un po' il Cagliari un anno, poco più insomma di un anno e mezzo fa. Per cui vediamo, perché è un'altra stagione per Obert da riserva. Secondo me il Cagliari non se la può permettere, se poi anche in questo caso vorrà valorizzare uno dei giocatori che anche in quel caso, Roby, potrebbe diventare più avanti una plusvalenza, visto che è arrivato svincolato dopo l'esperienza alla Samp Primavera. Secondo me anche il percorso fatto da Bonato nella sua carriera è sempre stato un minimo improntato su questo tipo di scelte, su giocatori, su scommesse in qualche modo, soprattutto penso ai tempi dell'Udinese e ai tempi del Sassuolo.
con un lavoro dell'area scouting che effettivamente poi ha portato dei risultati apprezzabili. Ecco, siccome si parla appunto di il termine tanto abusato progetto, che non piace, anche perché appunto i risultati poi degli ultimi anni sono andati in un'altra direzione, però secondo me quello che tu hai detto l'ultima diretta prima di questa, insomma quella post conferenza di Bonato, no? È il centro un po' del discorso. Cioè il Cagliari deve tracciare una linea con quello che è stato il passato e ripartire. Cioè quest'estate sarà un anno di ripartenza, necessariamente. Cioè questa stagione sarà una stagione di ripartenza, perché, lo ha detto anche Bonato in conferenza stampa, la società ha commesso degli errori, quindi non è solo la stampa e i tifosi che sottolineano gli errori della società, ma è anche la società che per bocca di colui che gestisce l'area sportiva ammette di aver commesso gli errori in passato, però adesso bisogna guardare avanti, e guardi avanti con uno sguardo appunto di prospettiva. Hai sicuramente il famoso tesoretto di cui si parlava, di cui ha parlato lo stesso Bonato in conferenza stampa, che è una parte dei soldi che hai recuperato dall'abbassamento del monte ingaggi. Primis Nandez, in secundis Ranieri e così via, insomma, perché anche poi gli altri rinnovi che arriveranno, che sono arrivati, saranno sicuramente rivisti al ribasso. E da lì hai creato un minimo, no, di appunto di questo famoso tesoretto. Ma l'altro poi lo devi necessariamente generare dalle cessioni, perché tutti fanno così, a meno che non ci sia il nababbo che mette e immette liquidità a pioggia. Ma anche negli ultimi anni anche queste situazioni stanno cambiando molto, un po' in tutti i campionati, non solo in Italia, ma anche all'estero. Per cui io credo che si debba avere uno sguardo più equilibrato su quella che sarà poi questa estate, anche dal punto di vista appunto del mercato. Gli errori e quello che è successo in passato nessuno lo cancella, credo che noi e pochi come noi possano dire di avere sottolineato tutti i vari errori che sono stati commessi nei vari anni, però allo stesso tempo si deve guardare a domani con un altro sguardo, perché sennò veramente aver sofferto, e parlo dei tifosi, quest'anno, come veramente in pochi forse si aspettavano, non sarà servito a niente. Questa è un po' la mia impressione. Al netto di questo, andando al mercato in entrata, Roby, perché finora abbiamo parlato solo di mercato in uscita, sappiamo che il Cagliari dovrà fare almeno una mossa importante in attacco. L'abbiamo detto già dall'altra volta, e così sarà. Sì, così sarà. Tra l'altro è di queste ore la scelta, no, del Genoa di accettare come contropartita tecnica Gaetano Ristanio nell'affare per mandare all'Inter Joseph Martinez, aspetto che quindi chiude al momento, poi andrà ufficializzata, però al momento sembra molto vicina la scelta appunto del Genoa, di una parte cash più l'inserimento di Gaetano Ristanio. Particolare anche, no, Gaetano Ristanio forse che fece la peggior partita a Cagliari proprio al ritorno contro il Genoa, Marassi, però il Genoa mi ha valutato il quadro completo. Cagliari, ricordiamo, non l'ha riscattato, aveva 4 milioni come diritto di riscatto, per controriscatto a circa 5 milioni per l'Inter. Cagliari decide di non riscattarlo, lo valutava meno, per parole dello Bonato, comunque il tavolo per una trattativa con l'Inter lo avrebbe lasciato aperto il Cagliari, magari a cifre intorno ai 2 milioni e mezzo, però l'Inter ha bisogno di fare mercato subito e lo ha bisogno di fare senza utilizzare troppo parte cash, perché ha avuto anche una sorta di ridimensionamento, no? Col cambio di presidenza e col cambio di liquidità, fondamentalmente possiamo dire così, di chi mette i soldi in quest'Inter, e quindi Gaetano Ristanio è stato proposto al Genoa, però fonti vicine all'Inter danno Pio Ristanio come giocatore che l'Inter potrebbe proporre al Cagliari, appunto, non dico come attaccante titolare, però magari come ultimo d'attacco. Mi sembra il classico nome che se dai magari Kingston, che ha rinnovato da pochi giorni fino al 2027 il contratto con il Cagliari, dai Kingston in prestito, prendi un Pio Ristanio in prestito con diritto, è un 2005, tenti un po' questa carta. Va detto che allo Spezia in B
in una squadra comunque che ha fatto un campionato non facilissimo, ha fatto 3 gol, non sono tanti, però un 2005 di cui si parla molto bene, è l'ultimo dei fratelli Oristanio che hanno praticamente monopolizzato il mercato Inter delle ultime 3-4 sessioni di mercato, soprattutto anche riferito al Cagliari. Vedremo, ve lo racconteremo, però non ci sono grandi nomi, per tornare alla tua domanda, che riguardano la punta al momento, perché poi è tornato di moda Nzola, ma al momento non ci sono conferme su questa ipotesi, e vedremo. Credo che il Cagliari lavorerà molto in attesa, anche perché l'attaccante costa, lo abbiamo visto negli ultimi anni, non è facile comprare la punta e azzeccarla, non ci sono attaccanti italiani, la Serie A ha un grande problema con le punte, perché tolti Giroud, Lautaro Martinez e Vlahovic e Osimhen, che sono tutti nelle prime 5-6 squadre, poi si fatica, devi essere bravo, come ha fatto il Bologna, a pescare un Zirkzee, e l'ha aspettato il Bologna, perché Zirkzee i primi anni in maglia rossoblu è dovuto anche andare via per maturare, insomma, devi essere bravo a beccare magari la sorpresa dall'estero o un giovane che possa subito adattarsi bene a quello che è il progetto di Davide Nicola, che spesso ha fatto i miracoli senza avere grandi punte, ma gli va riconosciuto quello, però dall'inizio senza punte è più difficile. Sì, tra l'altro ti dicono Pio Esposito, ovviamente non Pio Oristani, è un lapsus. Ragazzi. Sì, Pio Esposito, scusate, sono molto stanco. Francesco Pio Esposito, il più giovane, bastava il curriculum, cioè lo ha descritto perfettamente il nostro Roberto Pinna, però dicono, prendiamo anche Pio Oristani, oltre a Pio Esposito. Ci sarà un Pio Oristani, ragazzi, io cerco qua, Transfermarkt. Esatto. Gioca in quinta categoria nella... Vabbè, in Lucania, in Campania, insomma, come si potrebbe vedete, trovare. Ci ha raggiunto Matteo Cardia, padrone di casa, a Radio Pio Cardia, perché Pio d'altronde, vista la radio, giustamente Pio ci sta. Da questo punto di vista, no, c'era un commento prima che ho perso, vediamo un po'. Ma io voglio Cardia che mi spara la raffica di commenti adesso. Assolutamente. No, tra l'altro, ecco, un altro proprio su questa penuria importante di punte italiane, al di là del discorso della nazionale, no? Che abbiamo fatto 1000 volte, perché quando vai a nazionalizzare un argentino, chiaramente un po' dimostra anche la difficoltà che hai nel trovare alternative efficaci, ma anche nel mercato. Se voi andate a vedere anche delle società più oblasonate o comunque con altri target, penso al Bologna per esempio, cioè il Bologna, se dovesse partire Zirkzee, si parla del centravanti greco del Panathinaikos, sicuramente un giocatore di prospettiva, un giocatore che ha fatto bene in Grecia e che fa bene anche in nazionale, però non stiamo parlando, non me ne voglia, di Van Basten, però anche lì, cioè anche le big vanno su questi profili. Pavlidis, l'attaccante della Z Alkmaar, uno dei nomi che l'anno scorso era stato accostato insieme a Duvikas al Cagliari, un giocatore che ha un costo abbastanza importante, che poi ieri ha detto, ma io vado dove mi pagano di più. Cioè, il giocatore professionista e lavoro, e quindi è stato sincero da quel punto di vista. Ha detto, quindi mi interessa fino a un certo punto la squadra, il blasone e tutto, io vado dove mi pagano di più. Dice si dice, però malelingue, dopo questa dichiarazione Dossena gli ha mandato un messaggino, do you know Como? Così, giusto per... Como? No. La cosa più bella, pubblicità, ricordiamolo, cioè la pubblicità, il video di accoglienza di un nuovo giocatore fantastico, di Blanco del Como. E Moby dice, ma Brunori, vediamo, chissà, magari anche Brunori, perché Brunori è in uscita dal Palermo, è un giocatore che al Cagliari è sempre piaciuto negli ultimi anni. Ti dico di più, tra l'altro il Cagliari ha una bella carta da giocarsi secondo me con la Serie B, che è Gianluca Lapadula. Ora tutti mi insulteranno, no? Perché solo vendite, basta, bisogna della catena di giocatori. Però Gianluca Lapadula in Serie B a mercato Gianluca Lapadula in via a mercato, piace anche al Palermo, per quello che raccontano da Palermo. Noi non abbiamo un riscontro diretto per dirvi Gianluca Lapadula e Palermo hanno già chiacchierato, no, però da quello che raccontano a Palermo nelle ultime settimane è un giocatore che piace, e d'altronde Gianluca Lapadula, insieme forse a Coda, è l'attaccante che di solito prendi, se vuoi salire in Serie A nelle ultime annate, lo ha fatto anche il Cagliari,
strappandolo al Benevento quando poi con Ranieri è salito nei playoff ed è stato capocannoniere Gianluca Lapadula di quella Serie B. Ed è un nome che ti puoi spendere sicuramente se devi andare a prendere Brunori per pagarlo, nonostante questa situazione anche sua col Palermo abbassi un po' le pretese, però in generale se lo devi pagare totalmente cash c'è una cifra, se aggiungi Gianluca Lapadula c'è un'altra cifra e potresti testare Brunori che è più giovane in Serie A. Sono tutte valutazioni che ci potranno stare. Siamo anche al 19 di giugno, io credo che sarà un mercato come da tradizione lento, perché sono tutti lenti di calciomercato negli ultimi anni, poi c'è l'europeo di mezzo, quindi figurati, l'europeo ritarderà tantissime valutazioni, è un mercato che è iniziato già a rilento per gli allenatori, tra l'altro con una situazione strana, l'abbiamo raccontato, no? Questo ruba bandiera, dove io vedo un allenatore, provo a rubarlo all'altra squadra, provo a fare progetto con un allenatore che in realtà aveva già dato una parola, complicherà molto i piani del calciomercato, secondo me, la pazienza sarà la miglior virtù. Sì, tra l'altro appunto perché poi parliamo di D'Aversa che aveva più di una stretta di mano con il Cesena, mollato, brutto termine, però Certo. di fatto è così, appena è arrivata l'offerta dell'Empoli e l'offerta per poter restare in Serie A. E secondo me questo ulteriormente rallenta il mercato. Ci siamo al 19 giugno, 19:49, Vanoli non è ancora stato ufficializzato dal Torino, per dire. Appunto. Quindi, ma quando tu hai 6-7 squadre che non hanno ufficializzato l'allenatore, vuol dire che hai 6-7 squadre che stanno facendo mercato, perché non è che non fai sondaggi, non è che non hai guardato giocatori, ma che non entri in trattativa, perché poi magari vuoi aspettare la parola definitiva del tuo tecnico, a meno che non è un giocatore fortemente voluto dalla società, magari col tecnico ci parli anche, ma fin quando tu non hai l'ufficialità, o quando sei in una situazione come il Cagliari, con Nicola, lo sappiamo, ha già parlato con Bonato di mercato, però fin quando non è ufficiale, fin quando all'Empoli non ti dice ok, questi soldi vanno bene per liberare Nicola, non puoi entrare in trattativa e prendere un giocatore. E quindi questo complica un po' le cose. Sì, è proprio così. Tra l'altro, sulla Padula, per chiudere, tu hai parlato di Palermo, anche da Brescia continuano il pressing mediatico, soprattutto per avvicinare l'italo-peruviano al Brescia. Da quello che sappiamo noi, che sul fronte entourage del giocatore, adesso ovviamente il giocatore è in nazionale con il Perù per la Coppa America, poi si vedrà dopo la Coppa America. Ricordiamo che la Padula è legata al Cagliari anche qua da bilancio, quindi dato ufficiale, da un contratto fino al 2026, quindi non andrà in scadenza tra un anno ma tra 2 anni, e quindi anche l'arma del contratto, diciamo così, no? In qualche modo potrebbe spingere il giocatore anche a restare in Serie A. Detto che appunto mezza Serie B secondo me lo prenderebbe avantieri, non ieri, non oggi, non domani, proprio avantieri. Oggi leggevo anche su Corriere dello Sport che da Pisa era un nome che era circolato insieme a quello di Nicola Sviola, però a quanto pare non sono idee concrete per quanto riguarda la squadra che verrà allenata da Pippo Inzaghi nella prossima stagione, per cui insomma davvero è probabilmente ancora presto. Che si è sposato ieri, è crollato praticamente un mito del calcio italiano, esatto. Cioè Pippo Inzaghi si è sposato. Calcio mondiale, non solo calcio italiano. Sì. Del calcio mondiale. Matteo Cardia ci è rimasto malissimo perché lui era uno, faceva molte serate facevano molte serate insieme a Rimini, Riccione, insomma, alla è stata Capannina. un'amicizia lunga, poi ha deciso di prendere questa via. Niente. Siamo arresi, però questa è la vita. La vita cambia, c'è poco da fare. Va bene, Roby, abbiamo altre notiziole, no? Che riguardano i giovani soprattutto. Oltre sì, soprattutto la primavera, al momento in uscita, poi comunque per Luigi Carta secondo me qualche altro colpettino a sorpresa ce lo regalerà in arrivo in estate, però ci sono stati dei sondaggi, soprattutto per Idrissi e Carboni, forse i due dei grandi, tra virgolette, un 2004 e 2005, 2004 Carboni e 2005 Idrissi, che l'anno prossimo in teoria non sarebbero più da primavera, o meglio Idrissi potrebbe ancora starci, però non è nei piani del Cagliari tenerlo troppo in primavera, anche se ha fatto anche da capitano, se non ricordo male, nell'ultimo periodo in qualche partita con i rossoblù, esatto, quindi potrebbe anche starci. Può confermare. Potrebbe anche starci quella di tenerlo a Seminello e farlo maturare per poi tenertelo magari con la spola
della prima squadra, però ha ricevuto diversi sondaggi in Serie B, piace alla Reggiana che ha ufficializzato credo un paio d'ore fa Viali tra l'altro, e quindi verrà valutato. Secondo me il Cagliari apprezzerebbe un passaggio in B, anche se dalla B ci fanno sapere, dall'entourage del giocatore, quasi tutti lo vogliono comprare. Perché? Perché valorizzare, il Cagliari difficilmente valorizza prestiti di primavera, e quindi questo aspetto complica un po'. Il Cagliari, se arrivasse una minima offerta, non chiuderebbe comunque una cessione a titolo definitivo per Idrissi. Discorso diverso per Carboni, capitano, lui sì, ovviamente il numero 10 anche della primavera del Cagliari, anche quest'anno una stagione non facilissima, perché è stato anche un po' bloccato magari da una condizione che non stava arrivando a inizio stagione, poi invece è tornato sui suoi standard, ha fatto i suoi numeri, è stato un giocatore anche in alcune partite trascinante per la squadra di Pisacane. Il Cagliari lui crede molto, ha un contratto anche a lunga scadenza, già firmato da un anno, piace tanto in B, ma soprattutto in Serie C. L'idea del Cagliari è quella di mandarlo a fare un prestito in Lega Pro, un po' come fatto con De Sogus nelle ultime stagioni. Sì. Poi se voi vi do anche un po' di notizie di ex Cagliari, o meglio di giocatori che in realtà uno è anche del Cagliari ancora, Cristian Travaglini, che ha vissuto una stagione non fortunata perché ha fatto 0 presenze alla Ternana in Serie B e poi 2 solo in Serie C. È un giocatore che è finito in qualche modo nel mirino della Torres. Lui potrebbe liberarsi dal Cagliari, cioè risolvere il suo contratto. In quel caso la Torres lo valuterebbe, anche perché è un giocatore d'utile, potrebbe fare sia il difensore che l'esterno, mancino, non è facile trovarne come lui, insomma, piace. Non c'è stata ancora una trattativa, però un piccolo contatto tra le parti c'è stato, mentre l'altro giocatore, lui ex Cagliari, perché è stato comprato dall'Olbia un paio di stagioni fa, Roberto Bianco, vista la situazione dell'Olbia che è retrocessa in Serie D, è libero a parametro zero. C'è stato un sondaggio della Carrarese su di lui, ma lui vorrebbe andare a tornare, diciamo, nella sua città, lui è sassarese, e giocare con la Torres. La Torres per adesso ovviamente lo tiene in considerazione, non c'è anche qui una trattativa, però con il passare delle settimane potrebbe intensificarsi il rapporto tra Bianco e la Torres. Bianco che andrebbe, diciamo, ad aggiungere tanta qualità, nonostante siamo 2000 e anche un po' di esperienza, visto che ha tanti annati di Serie C alle spalle, al centrocampo, che prevede già Giorico, Mastino e compagnia cantante in casa della Torres. Chiudo, visto il discorso ex Cagliari, ex Olbia, perché Motolese, che è un giocatore del Bologna, piace molto alla Torres, però il Bologna vorrebbe mandarlo in Serie B in prestito. E vedremo anche su questo fronte cosa si muoverà. Roby, ti salutiamo perché sappiamo che sei già lunghissimo, quindi a presto, vedremo. Noi come sempre non annunciamo... Magari domani, magari dopodomani. Esatto, noi siamo sempre qua sul chi va là, per cui sono giorni abbastanza complicati dal punto di vista degli annunci. Poi vedo che nei commenti ma tutti scrivete a breve, a un passo. Ragazzi, se ci dicono così, onestamente, più di questo noi cosa possiamo fare? Cioè, è un po' difficile. Ma che fretta avete? Vi mettete sul divano, birretta ghiacciata post lavoro, gli europei, tra un po' ci sarà la Coppa America, poi ci sono le Olimpiadi. Esatto. Con sciallezza, ragazzi. Esatto. Con sciallezza. Noi in ogni caso ci siamo per raccontarvelo, quindi da questo punto di vista ovviamente. Su Veroli ci chiede Momi Boho, Veroli valuteranno il ritiro. Esatto, l'abbiamo scritto l'altro giorno, non è stato riscattato dal Catanzaro. Il Cagliari è ben felice del fatto che sia stato riscattato, perché così non ha dovuto neanche spendere il controriscatto. Se lo ritrova a disposizione per il ritiro, vedremo con Nicola cosa succederà. Ricordando che Veroli, quando era a Cagliari, giocava da centrale in una difesa a 4, invece poi alla fine col Catanzaro l'ha finita a fare l'esterno mancino, quindi Vivarini lo ha anche in qualche modo, sì, no? Educato, gli ha allungato in qualche modo più che allungato, gli ha allargato la possibilità di scendere in campo, quindi vedremo anche da questo punto di vista cosa succederà. Poi nei prossimi giorni speriamo di avere finalmente queste date ufficiali per quanto riguarda il ritiro estivo, per quanto riguarda soprattutto la parte valdostana, per capire quando inizierà il 22, però quando finirà, che tipo di amichevoli ci saranno, se ci sarà un amichevole internazionale, così come l'anno scorso con il Brest, se sarà lì ripetuta, se sarà in Italia, se sarà in altri posti,
io penso al Fenerbahce, per dire, visto che per anni... Mi è tornato il malessere pensando a Brest-Cagliari, mia, perché quel l'abbiamo vista in viaggio nave di con vento. il mare Forza no. mi è tornato il malessere, guarda, mi scollego così dopo Brest-Cagliari. Esatto. Vai a prendere una xamamina, che forse è meglio. Quindi grazie a Roberto Pinna. Ciao ragazzi, alla prossima. Chissà, forse magari appunto anche domani, non lo sappiamo, vedremo cosa succederà. Matte, noi chiudiamo questa diretta ricordando che mettici pure a tutto schermo. Sì. Mettici pure a tutto schermo, abbondiamo, scusa, cioè, anche perché Roberto mi sa che è uscito, quindi eccoci qua. Esatto, siamo qua. E quindi chiudiamo questa diretta ringraziando ovviamente tutti coloro che ci hanno seguito. Ragazzi, insomma, non scannatevi troppo nei commenti, mi raccomando, è giusto avere idee diverse, e devo dire oggi non ho visto insulti, quindi va benissimo da questo punto di vista, va bene, quindi anche che continuiate a discutere, purché si rimanga sempre sul discorso del civile. Momi, solo una domanda: quale? Azzi e Zappa al momento restano, sono giocatori che verranno anche loro valutati da Davide Nicola in ritiro, insomma, un po' come tutti gli altri giocatori che hanno un contratto con il Cagliari. Vedremo effettivamente quando arriverà Nicola, speriamo a breve. Sì, speriamo presto, così Speriamo chiudiamo presto. questo capitolo. Esatto, Insomma. speriamo presto, un po' per il bene di tutti, perché insomma davvero va bene la telenovela, però anche basta. Vedremo se queste ore poi saranno anche quelle cadri. Vediamo che oggi è il ricordo del decennale della presidenza Giulini, chissà che non ci sia un annuncio sorpresa da parte del Cagliari anche su questo fronte. Al momento, quindi alle 20 esatte, non ci sono, non è previsto che ci sia la fumata bianca stasera, però magari alle 20.01, come chiuderemo questa diretta, ovviamente sarà così, perché sembra che ce lo facciano apposta. Quindi grazie davvero a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie a Radio Claritana. No, niente, grazie a tutti voi, a tutti coloro davvero che ci hanno seguito. Mi volevo unire anch'io, volevo interromperti, Esatto, scusa. così. Vabbè, no, Non era assolutamente casa, un messaggio di servizio. Mi sembra giusto. No, volevo anche ringraziare tutti coloro che ci hanno preso in giro, mi hanno soprattutto preso in giro per questa Mise, capito? Molto DJ, però ragazzi è molto figo. Almeno sentiamo. Io sono molto contento sinceramente di questa location, abituatevi, perché insomma sarà questa anche per tutta l'estate, non solo sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech, we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com.